programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane e al centro dello studio ideale di questa puntata c'è il latte veneto, il latte trevigiano. I 25 anni di Aprolav, l'associazione di produttori di latte del Veneto, si sono consumati con un'assemblea ordinaria in queste ore e abbiamo il presidente Terenzio Borga, presidente di Aprolav. Buona giornata presidente. Allora, messaggi forti. Ma cominciamo da un bilancio di questi 25 anni che hanno visto Aprolav tante volte anche sulle barricate. Nata per la gestione delle quote latte, si è trasformata in unico riferimento per quello che riguarda la promozione del lattiero caseario del Veneto. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, i migliori formaggi al mondo sono i formaggi veneti. Presidente, chi ci segue da casa che fa altri mestieri fuori dal mondo agricolo è legittimato a non comprendere la logica del mondo del latte, no? Esempio, l'Europa pone delle quote, l'Italia deve produrre sotto quella quota massima, eppure l'Italia è costretta ad importare latte. Voi avete un po' denunciato anche che questa situazione è davvero italiana, perché in giro per l'Europa non c'è una situazione del genere. Hai detto bene, le quote sono solo state un modo per far indebitare le nostre aziende. Sinceramente siamo molto amareggiati di essere arrivati dopo 25 anni a queste condizioni come aziende agricole. Un'altra cosa è che bisogna ridirla perché la gente non ci crede. Il latte pagato all'azienda agricola, il prezzo del latte pagato all'azienda agricola, quello di oggi è uguale a quello di 15-20 anni fa, ma è così? Provate a immaginare quali possono essere le difficoltà economiche degli allevatori che si ritrovano con costi che sono, ma non dico raddoppiati, ma triplicati o anche di più, di fronte a un reddito che si sta sempre continuando a limare. Ci sono delle piccole realtà economiche, piccole cooperative, piccoli artigiani che producono queste eccellenze e non hanno la possibilità di portarli per esempio alla grande distribuzione. In questo Aprolav è stata lungimirante, si è creato un brand, un marchio, i frutti di un territorio, sono veramente frutti di un territorio nel quale seguiamo proprio a filiera fra l'altro certificata, seguiamo la produzione dal prodotto latte a quella che è la vendita e vediamo che anno dopo anno anche la grande distribuzione comincia a capire che parlare di territorialità non è sbagliato. Allora, Presidente, io la ringrazio davvero per la sua analisi e anche per i suoi messaggi e diciamo ai consumatori, quindi scegliete trevigiano, veneto, cercate di leggere bene l'etichetta e di dare con la vostra scelta premiate ovviamente le produzioni locali. Noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane ancora, poi parleremo ancora di latte. Nel corso della puntata sentiremo anche qualche novità sui casi di emergenza alimentare scoppiati in Germania che sembrano risolti. A tra poco. La marca nel mondo per le imprese trevigiane. Si chiama così l'accordo siglato da Unindustria Treviso con la Cassa di risparmio del Veneto e Intesa San Paolo. Un patto per accompagnare le aziende di casa nostra nell'internazionalizzazione del loro approccio al mercato. A Palazzo Giacomelli, per la firma dell'accordo, c'erano con il presidente degli industriali trevigiani Alessandro Vardanega e la vice Katia Da Ros, tra gli altri anche il consigliere delegato di Intesa San Paolo Corrado Passera e il presidente di Regione Veneto Luca Zaia. La marca nel mondo, questa firma di oggi, Presidente? Beh, direi che la firma di oggi va nella direzione di premiare le aziende che delocalizzano, ma va anche nella direzione di dimostrare che noi guardiamo il futuro con positività. Questa positività si va a concretizzare con un ulteriore accordo. Dal canto suo il consigliere delegato di Intesa San Paolo vede il modello veneto e trevigiano come un esempio da seguire. Il Veneto è una delle regioni che si è rimessa in moto più velocemente, cresce più delle altre parti d'Italia, diciamo un po' il nord-est in generale, non è ancora sufficiente per creare occupazione in quantità sufficienti, però certamente se tutto il Paese crescesse alla velocità di come state crescendo voi, cresceremmo al doppio di quello che stiamo crescendo come Paese. Abbiamo indicato una serie di linee che potrebbero facilitare e accelerare la crescita, ma da tanti punti di vista, prima di tutto l'internazionalizzazione, il Veneto è tra le regioni, insieme alla Lombardia, che segna la strada. Al di là della valutazione
come se il momento peggiore della crisi sia superato, quello che serve, come ben spiega il presidente Vardanega, è il riposizionamento delle aziende nei mercati. Quello che è necessario oggi, quello che stiamo facendo è un riposizionamento delle nostre aziende, che significa trovare nuovi mercati, sviluppare nuovi prodotti, nuove modalità di organizzazione, nuovi canali distributivi, e questo però richiede evidentemente tempo. L'accordo siglato in queste ore dagli industriali ha quindi una valenza operativa da sfruttare nell'immediato. Il sistema bancario, e nel caso specifico Banca Intesa e imprese attraverso la loro associazione, lavorano assieme per supportare le imprese nel loro percorso di internazionalizzazione. La banca ci mette a disposizione il loro patrimonio di filiali presenti in tutto il mondo o in parte importante del mondo, attraverso le quali poter approfondire la conoscenza dei mercati, individuare nuovi partner, e questo credo farà sicuramente del bene per la competitività e la crescita delle nostre aziende, e quindi ci consentirà di guardare in modo più sostenibile a quello sviluppo necessario, perché l'internazionalizzazione oggi è quel driver che consente di ripartire prima, atteso che la domanda interna è ancora una domanda interna molto bassa. A tenere a battesimo l'operazione il presidente di Regione Veneto Luca Zaia. Applauso all'industria, Intesa San Paolo, a tutte comunque le banche e tutti gli istituti di credito che sono a fianco ai nostri lavoratori e ai nostri imprenditori in questo momento di dura difficoltà. E rientriamo allora in questo studio ideale dedicato a questi 25 anni di Aprolav, l'associazione di produttori di latte del Veneto, che ha la sua sede qui a Villorba, in territorio trevigiano. 25 anni non bastano forse per avere ancora le idee chiare su un settore che continua a soffrire. Presidente Leonardo Muraro. Adesso la Comunità Europea vuole togliere le quote latte, significa dare la possibilità ai grandi imprenditori di investire e ammazzare anche queste piccole realtà, che sono delle realtà che ci permettono di avere un contesto ambientale e naturalistico importantissimo. Intanto, come dice lei, per far capire la situazione, 25 anni fa erano circa 40-50 mila le aziende in Veneto che producevano latte. Da 50.000 passare alle 4.000 di oggi davvero è drammatico anche per il territorio. No? Perché quando se ne va via un agricoltore, un imprenditore agricolo, ne risente poi anche la cura del territorio. Se ci fosse un abbandono dei malgari da parte nelle prealpi e nelle nostre alte montagne, sicuramente sarebbe un danno enorme. Abbiamo fatto una politica in questi anni per far rivivere la montagna con manifestazioni, con mostre, per permettere di produrre formaggi di qualità in alta quota. Mi viene in mente il bastardo del Grappa e tanti altri formaggi che sono tipici e di origine controllata della nostra provincia. Significa abbandono alla montagna, significa che i turisti non arrivano più, significa che tutto l'indotto turistico subisce una negatività. Questo deve essere tenuto in debita considerazione. Il lavoro che fa queste persone, soprattutto il latte che producono in queste stalle, è una ricchezza non solo alimentare ma una ricchezza anche naturalistica e ambientale. E i consumatori, possiamo dire, scegliete, leggete l'etichetta, scegliete latte trevigiano, veneto? Ma la garanzia della produzione la dà sicuramente l'Aprolav, la dà latte italiano, la nostra produzione, che viene fatta ancora su questo meraviglioso sole che irraggia tutto il fieno che poi viene consumato dalle vacche per far latte. Allora, grazie al Presidente della Provincia di Treviso, Leonardo Muraro. Noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane, e tra poco ancora latte trevigiano, ancora latte veneto. A tra poco. 10 lode per l'anima ambientale di La Marca Servizi. L'azienda trevigiana di autotrasporto continua infatti ad essere protagonista con scelte ecosostenibili. Dal 2005 ad oggi la marca ha cambiato quasi l'intero parco autobus e in queste ore si appresta a compiere una nuova programmazione che porterà 28 nuovi mezzi Euro 5, 9 nel 2011 e i restanti nel prossimo biennio. Sentiamo la viva soddisfazione del presidente di La Marca, Mario Piovesan. 55 autobus nuovissimi, tutti Euro 5 arrivati negli ultimi 3 anni. Nei 2 anni precedenti altri 30 autobus nuovi erano arrivati alla Marca e questo è un segno di efficienza della nostra società. Abbiamo portato il parco autobus ad una età media di 6,8 anni e con la gara in corso la porteremo ad un'età ancora inferiore. Per la marca la soddisfazione è doppia, visto che una recente indagine di mercato ha rilevato che per il 93% degli intervistati l'azienda di autotrasporto trevigiana è attenta ai temi ambientali. Gli utenti hanno compreso il radicale intervento negli ultimi anni atto a sostituire gli autobus. Siamo molto orgogliosi di queste risposte perché ci fanno capire il grado di soddisfazione dei nostri clienti, che io preferisco chiamare utenti perché è un servizio pubblico quello che noi diamo e quindi non un servizio commerciale.
La marca è innovatrice anche con il sistema di bigliettazione. Lo scorso settembre entrò in funzione Movimarca, ovvero un sistema elettronico di bigliettazione con un documento di viaggio munito di microchip, utilizzabile in futuro anche per altri servizi in tutta la regione, da registrare al momento della salita nell'autobus. Ora la fase di sperimentazione è terminata, diventa fondamentale non dimenticare di registrarsi a bordo per non cadere in sanzione. Ma certamente il periodo sperimentale è finito, da settembre cominciamo a rendere operativo questo sistema. Abbiamo visto in questo periodo dei cambiamenti molto interessanti e soprattutto abbiamo quasi cancellato l'evasione che c'era sui nostri mezzi. Ovviamente è un appello che io faccio a tutti i nostri, soprattutto giovani, di registrarsi, perché con questo sistema noi riusciamo a capire quali miglioramenti e quali servizi aggiuntivi potremo dare in futuro. Rientriamo per un attimo in questo studio ideale dedicato ai 25 anni di Aprola, rispettiamo una piccola pausa, poi nella seconda parte parleremo ancora di latte veneto, ma parleremo anche dell'emergenza scoppiata in Germania, che ha provocato anche delle vittime. Probabilmente non è stato il cetriolo, è già stato detto, è stata fatta l'ipotesi della soia come veicolo di questo batterio mortale, ma forse è stata anche l'acqua. Beh, a tra poco.